Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Scusatemi l'abbigliamento, sono tutto sporco perché stai in garage, ma sono tornato. Vabbè, detto questo, signori, allora è ufficiale. Luciano Spalletti non sarà più l'allenatore del Napoli della prossima stagione. Avete visto il video, ragazzi, basta andare qui su YouTube, sul mio YouTube trovate il video dove scusatemi, Aurelio De Laurentiis dice proprio che Luciano Spalletti non sarà più il tecnico del Napoli per la prossima stagione, e questa cosa mi ha lasciato un po' sterefatto sinceramente, però come ha detto Aurelio De Laurentiis, è un uomo libero, è giusto dargli questa opportunità di fare quest'anno sabbatico e poi si vedrà, no? Comunque, ora è giunto il momento di pensare al futuro, ragazzi, dopo il pareggio di 2-2 ieri pomeriggio, scusatemi, con il Bologna. Spalletti già aveva detto ampiamente, no, quello che pensava del futuro, la squadra è forte, spera che Kim rimanga a Napoli, Osimhen farà faville in futuro, però ora non siamo qui per parlare del giorno dopo, anche se l'avrei fatto volentieri far uscire questo video del giorno dopo, però bisogna parlare del futuro, oramai bisogna parlare del futuro, non stiamo più a pensare agli ultimi 90 minuti della stagione, anche se poi naturalmente gli ultimi 90 minuti della stagione porteranno con sé via un'annata straordinaria del Napoli, quarti di finale di Champions League, poteva anche essere una semifinale di Champions League, non mi venite a dire cavolate. Il rammarico però c'è per essere usciti contro la Cremonese in Coppa Italia, lo scudetto tanto atteso dopo 33 anni, quindi ci sarà da festeggiare domenica dalle ore 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona. Ho visto che sono usciti i biglietti, clamoroso, dopo nemmeno 20, la gente, c'era più di 100.000 persone davanti per questi biglietti ed era normale, era normale. Comunque veniamo al fulcro del video, ragazzi. Luis Enrique, fermi perché mi sono segnato tutto, mi sono preso l'articolo della Gazzetta dello Sport e ve lo andrò a leggere, ragazzi, sì, perché al 40% rispetto a quelle altre opzioni si dice molto e sembrerebbe molto vicino l'accordo fra Napoli e Luis Enrique, ragazzi. Quindi sono notizie da dare belle fresche dopo le dichiarazioni poi naturalmente di Aurelio De Laurentiis di ieri sera, dello stadio, del coso, ed è giusto parlare di questa cosa. Addirittura ieri in due video le persone mi hanno accusato di clickbait, ma guardate, io clickbait non ne ho mai fatti. Io quando faccio e posto notizie sul Napoli è perché ci sono conferme sotto. Quando io vi ho detto guardate che le parole di De Laurentiis sono un po' al veleno, sono un po' al veleno, forse mi sono sbagliato perché ho detto allenare il Napoli non è un obbligo ma è un privilegio, non aveva detto allenare il Napoli, scusatemi, mi posso sbagliare anch'io. Addirittura ieri qualcuno mi ha detto questo record di punti te lo sei inventato tu. Ma guardate che la stagione di Sarri che fece 91 punti il Napoli la poteva passare, poteva entrare ulteriormente nella storia, ma forse è giusto così che il Napoli non superi quei 91 punti, perché quell'annata lì è giusto farla ricordare per quel secondo posto rubato, uno scudetto rubato a quei giocatori. Comunque, andiamoci a leggere l'articolo della Gazzetta dello Sport. Il tecnico spagnolo è l'obiettivo numero uno per il possibile post Spalletti, tanto da far scendere in campo lo stesso Aurelio De Laurentiis. Convincere Luis Enrique non è facile, anche perché Lucio rimane affascinato dalla Premier League, che in questi mesi è rimasta la sua destinazione preferita. L'Inghilterra, la chiamata del padron napoletano, però ha spinto Luis Enrique a riflettere, complice anche il fatto che al momento non sembrano esserci piste calde che portano al campionato inglese, alla Premier League. In Premier League è normale, se ti chiama la Premier League tu ci vai, può essere il Milan, la Juventus, può essere l'Inter, quello che ti pare, se ti chiama la Premier League ci vai. Il tecnico aveva un paio di squadre di Premier League in mente, le ipotesi principali erano quelle del Tottenham, che però sembra voler muoversi verso Potter, e il City, del Manchester City, in caso di addio improvviso di Pep Guardiola, cosa assai difficile da ipotizzare in questo momento. Finale di Champions League, vittoria del campionato, possibile vittoria dell'FA Cup, se non sbaglio della FA Cup, perché hanno 2 o 3 coppe nazionali, loro è un casino, potrebbe fare il triplete addirittura quest'anno il City, quindi
Dubito fortemente che Guardiola lasci il City a fine stagione, poi chissà mai, chissà, ma tanto Guardiola ha aperto un ciclo vincente al City, inimmaginabile. Detto questo, veniamo proprio a Luis Enrique in Italia. Luis Enrique, innamorato dell'Italia, può trovare stimoli nell'allenare la squadra più forte della Serie A. E quando sento dire che l'Inter è la squadra più forte della Serie A, no, non ci sto, non ci sto, perché se era la più forte d'Italia arrivava a meno 10 dal Napoli, no a meno 20-25, a quanto sta l'Inter dal Napoli. Quindi non venite a dirmi fesserie, vi prego veramente. Proprio gli argomenti su cui farà leva il presidente per convincere di poter dire la propria anche in Champions League. E così ora lo spagnolo ci sta pensando più seriamente, quindi Luis Enrique starà pensando a un futuro nella SSC Napoli. Io me lo auguro, ragazzi, mi auguro che Luis Enrique venga a Napoli. Poi c'è quelle parole di Di Marzio che a Barcellona aveva 30 campi, meno a Castelvolturno con un campo. Beh, caro Di Marzio, mi spieghi cosa ci fai con 30 campi di allenamento? 30 campi di allenamento, cosa te ne fai? Li puoi avere per le primavere? Perché giustamente c'hai tutti i settori giovanili, dici non li faccio allenare nel campo principale, li faccio giocare altrove, ed è giusto. Ma che cosa te ne fai di 30 campi? Non ce li ha nessuno in Serie A 30 campi di allenamento, cioè, quindi facciamo i seri. Per 2 minuti a Sky fate i seri, vi prego. Facciamo i seri. Secondo delle ipotesi il Napoli è una squadra giovane, quindi potenzialmente Luis Enrique potrebbe essere affascinato da questo richiamo. Kvara, Osimhen, Kim, ragazzi, già si parla di un preaccordo con lo United, quindi Kim toglietelo, voglio Kim per la prossima stagione non ci sarà a Napoli, quindi state sereni. Qualcuno mi ha detto, ma dove le leggi queste notizie? Vieni su Telegram e io ti metto tutte le notizie del Napoli H24, ma siccome non vieni su Telegram è inutile che continui a parlare tutte le volte poi vieni sbugiardato. Quindi smettiamola di fare falsi ipocriti. Kim il prossimo anno non sarà a Napoli, amen. Addirittura si parla di un possibile ritorno clamoroso di Kalidou Koulibaly a Napoli. È trapelato nelle ultime ore, ieri è trapelata questa notizia di Koulibaly a Napoli, quindi occhio al possibile ritorno di Fiamma. Comunque, io l'ho sempre detto, dovesse saltare Luis Enrique, molto probabilmente forse salterà, però a quanto dicono, anche se sui siti di scommesse è dato a 1,55 e sta veramente bassa la quota di vedere Luis Enrique al Napoli. Come detto, non dovesse arrivare Luis Enrique, ragazzi, io andrei a puntare tutto su Vincenzo Italiano. Punto, basta, semplice. Andrei a mettere un DS come Rafa Benitez oppure Pepe Reina, perché De Santis, ragazzi, ha fatto benissimo alla Salernitana, quindi occhio anche a questa pista, perché poi, anzi, però poi bisogna vedere se Giuntoli lascerà veramente Napoli, quindi stiamo sereni. Comunque fatemi sapere voi cosa ne pensate di Luis Enrique qui sotto nei commenti. Sono molto dispiaciuto, sono sincero, sono molto dispiaciuto proprio per il fatto che Spalletti vada via. Io sono sincero e mi dispiace veramente, perché l'avrei voluto vedere un altro anno per vedere se si sarebbe ripetuto. Questa cosa non accadrà, però noi ringraziamo il mister, sempre e comunque forza Napoli, da vostro Neapolis 1926. Ciao.